Torniamo in diretta per parlare del porto di Taranto. Diamo il benvenuto, buongiorno Taranto, al commissario Sergio Prete dell'autorità portuale. Buongiorno. Buongiorno. In realtà dico commissario proprio perché il mandato dopo 10 anni è scaduto. In attesa delle prossime nomine è arrivato un decreto che la nomina commissario, giusto? Sì, mercoledì è stato notificato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che mi nomina sostanzialmente commissario straordinario in attesa della nomina dei nuovi vertici dell'autorità di sistema portuale. In realtà l'occasione però è ghiotta, Prete, per chiederle un bilancio di questi 10 anni. Sì, per la verità sono più di 10 anni perché la mia prima nomina risale a giugno 2011. Sicuramente è stata un'esperienza particolarmente complessa e anche complicata perché in questo arco temporale, soprattutto all'inizio, quindi intorno al 2011-2012, abbiamo avuto due eventi che ancora oggi condizionano un po' le performance del porto e che sono il trasferimento delle linee di Evergreen al Pireo e poi il sequestro dell'Ilva e quindi se aggiungiamo anche poi la chiusura della Cementir, in qualche modo abbiamo avuto in un arco di tempo abbastanza ristretto uno tsunami sul porto. Adesso con grande fatica si sta cercando di trasformare il porto di Taranto con una nuova visione, con una nuova strategia condivisa con la Regione e con il Governo e che vede il porto di Taranto come hub specializzato nel settore dell'energia. E quindi speriamo nei prossimi giorni di avere delle notizie importanti dai ministeri che confermino l'avvio di questa trasformazione. Prete, se dovesse scegliere il più grande successo di questi suoi anni di mandato al vertice dell'autorità di sistema portuale tarantino, quale sceglierebbe? Ma intanto il rapporto con il personale dell'autorità di sistema portuale e poi anche la ricostruzione del rapporto con la città, con la comunità locale, compreso poi l'arrivo delle navi da crociera che hanno aperto di fatto il porto anche alla conoscenza della città. E invece il più grande rimpianto di questi 10 anni, di questi oltre 10 anni? Ma appunto non aver potuto completare alcune infrastrutture che potevano essere importanti per il rilancio del terminal contenitori. Da questo punto di vista, qual è l'ipotesi, la speranza per il futuro? Cioè, c'è la speranza di vedere Taranto davvero concorrere con Gioia Tauro o altri scali del sud Italia, o è una speranza che dobbiamo abbandonare per guardare da un'altra parte? Ma guardi, nei prossimi mesi bisognerà fare una scelta importante perché il governo non credo che abbia l'intenzione di sviluppare un altro hub di transshipment in Italia e nello stesso tempo invece, come le dicevo, ci sono delle opportunità che non si possono disperdere di creare a Taranto probabilmente il più importante hub energetico del Mediterraneo, quindi con l'insediamento di una serie di imprese del settore energetico, in particolare dell'eolico offshore, dell'eolico offshore galleggiante e dell'idrogeno e con una possibilità di avere appunto imprese, industrie stabili sul territorio e non volatili come quelle legate ai contenitori. E invece Sergio Prete che farà da grande? Ma questo lo decideremo nei prossimi mesi, ora vedremo. Vaglieremo alcune opportunità. Lo sa che l'hanno già data come presidente dell'autorità di sistema di Mezza Italia? Ma probabilmente questo mi fa piacere, ma vedremo, sarà una scelta non solo professionale ma anche familiare. Grazie all'avvocato Sergio Prete per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Buongiorno, arrivederci.